L'Archivio diocesano di Vittorio Veneto è il luogo, l'istituzione e l'insieme dei documenti prodotti o ricevuti dalla Curia Vescovile, attraverso tutti i suoi uffici nell'espletamento delle loro funzioni. Ospitato nel seminario vescovile a Ceneda, l'archivio si differenzia da una biblioteca, in quanto non è una raccolta di libri, ma l'insieme dei documenti scritti per fini pratici. Il patrimonio contenuto nell'archivio si caratterizza per la sua unicità e per la sua irripetibilità, ed è fonte primaria per la ricerca storica. Dall'anno 2010 l'Archivio di Vittorio Veneto propone alcuni interessanti progetti collaterali, come quelli che vi presenteremo oggi. Stiamo parlando dei corsi di miniatura medievale e di legatura copta. Lo scopo di queste lezioni, ci spiegano le archiviste Nadia e Francesca, è quello di avvicinare e sensibilizzare le persone a quello che fu un tempo il mondo dei copisti, che, alla luce della sola candela, hanno saputo e potuto tramandare fino a noi cultura e conoscenza. Un secondo scopo è stato quello di offrire agli allievi la possibilità di ritagliarsi degli spazi di armonia e di tranquillità al di fuori del caotico mondo quotidiano. In cosa consiste il corso di miniatura medievale? Questo è uno degli incontri che abbiamo cominciato l'anno scorso, incontri sul tema di miniatura medievale. E questo anno l'abbiamo creato in altro modo perché segue un tema specifico. Ieri e oggi l'abbiamo scelto come tema il bestiario medievale, che è una delle forme, generi letterari medievali che usa tanto la propria miniatura medievale. Quali difficoltà incontrano i partecipanti al corso? Di questa domanda dovrebbero rispondere le persone che trovano le difficoltà, ma soprattutto la cosa più bella è che partecipano le persone che magari non hanno mai provato a tenere pennello in mano o comunque è il loro primo incontro con la pittura, qualsiasi pittura. E per quello il primo approccio col pennello è sempre un po' più difficoltoso, come stendere il colore in modo omogeneo e quanto elegante deve mettere per impastare bene il colore. Queste sono difficoltà iniziali, ma si supera abbastanza velocemente. Quali sono le varie fasi che portano alla realizzazione di una miniatura? Allora, sono abbastanza, sono le regole per creare una miniatura. Si parte dal disegno, come hanno fatto anche nel Medioevo. E una volta fatto il disegno, si riporta il disegno sulla pergamena, sulla carta, su il nostro supporto. E dopo si ripassa con l'inchiostro per fissare il disegno, dopodiché si passa alla doratura. E dopodiché si sceglie i colori e si stende a tratti. Siccome la miniatura è la pittura a strati, si chiama la pittura a 3 strati, si parte da uno strato molto omogeneo e poi si comincia a lavorare sulla forma, per quello con lo chiaro si schiarisce, con lo scuro si scurisce. Quanti sono i partecipanti al corso e come stanno venendo i loro lavori? Sono solitamente non più di 10, perché siccome è un'arte che io ho bisogno di seguirli tutti, allora organizziamo questi corsi per poche persone. Stanno andando molto bene, hanno cominciato molto veloce ieri, per cui sono arrivati tutti con allo stesso momento, lo stesso strato di copertura di colore, e oggi lavoreranno sulle rifiniture, però stanno andando molto bene. Ognuno ha scelto un altro animale, un diverso animale, che anche ha una spiegazione medievale, anche biblica, e sta andando molto bene. Noi stiamo utilizzando un sistema di legatura per legare insieme fascicoli di libri, e si chiama legatura copta, che in pratica è il primo esempio di legatura utilizzato nell'antichità per tenere insieme i fogli. Fino ad allora i fogli venivano utilizzati in rotoli, però erano difficili da trasportare e quindi bisognava trovare un sistema, un metodo per riuscire a tenere insieme i fogli facilmente trasportabile. Non servivano grandi attrezzature per fare questa legatura, ed è una legatura molto semplice, basta un punteruolo, un ago, un filo e naturalmente i fogli di carta. Una legatura che si può fare benissimo anche in casa, quando ci sono i fogli che non si sa come e dove mettere
e come tenere insieme per metterli in ordine. Quali sono le fasi del processo di legatura che stanno facendo gli allievi? Allora si parte, la prima operazione da fare è preparare i fascicoli, i fogli piegati, forarli con un punteruolo e dopo preparare anche la copertina e cominciare a cucire prima la copertina con il primo fascicolo, dopo il secondo fascicolo, in modo da preparare il volume. Ecco, come sono stati gli allievi di questo laboratorio? Diciamo che oggi abbiamo concentrato l'attività in una mattinata, ecco, abbiamo fatto due sistemi di legatura, uno con copertina rigida che stiamo ultimando adesso e un altro che abbiamo fatto prima con la copertina morbida. Adesso loro non stanno sentendo, ma sono stati bravissimi, nel senso che alcuni avevano già con tre i partecipanti avevano già fatto un corso di una legatura un po' diversa, legatura orientali, però diciamo che non servono particolari attitudini, basta sapere infilare un ago, ecco. Veramente per altri erano completamente digiuni da questo tipo di attività e diciamo che sono stati bravissimi, nessuno ha detto non sono capace, no. Adesso sono cose comunque abbastanza semplici, ci serve solo un po' di pazienza, un po' di precisione e dopo un po' di fantasia anche.